Io ho sentito rumori, casino. Dopo uscito davanti alla porta ho trovato quello con sangue, casino. Mamma mia, non ce la fai anche guardarlo. È tanto sangue. Davanti agli occhi di Mustafa, il ragazzo, suo vicino di casa, con uno squarcio al collo, un unico fendente e letale. È il racconto di uno dei testimoni della notte di sangue consumatasi a Pernumia, in via Palù Inferiore, una strada di campagna che collega il centro di Battaglia Terme. La vittima, un 27enne marocchino, Anouar El Guttaia. A sferrare la coltellata mortale al culmine di una lite sarebbe stato Sane Touré, 25enne del Gambia, suo coinquilino, che poi è fuggito. Dopo aver ferito mortalmente il suo coinquilino, il presunto assassino è scappato qui a Battaglia Terme, all'ex hotel delle Terme, da tempo struttura di accoglienza per richiedenti asilo e che in passato lo aveva ospitato. È proprio nella struttura di accoglienza, a pochi chilometri dal luogo del delitto, che i carabinieri lo hanno trovato e arrestato mentre si nascondeva in una stanza. I militari verso le 22 erano stati allertati da alcuni residenti di via Palù che sentivano musica ad alto volume e poi urla definite disumane provenire dal casolare dove vivevano il gruppo di stranieri. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il corpo del 27enne marocchino che si era accasciato davanti all'entrata della casa del suo vicino. La procura di Rovigo dovrebbe disporre l'autopsia nelle prossime ore. Da un primo esame però sul corpo del 27enne ci sarebbe una sola ferita profonda alla gola. L'accoltellamento sarebbe avvenuto in strada davanti al casolare nelle vicinanze. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello sporco di sangue. La vittima e il suo presunto assassino sono entrambi richiedenti asilo regolari sul territorio. Il 25enne arrestato aveva in passato un precedente per spaccio.